Oggi questo punto d'Italia è terra, la fertile terra della pianura toscana. Ma 20 secoli fa qui era il mare, l'azzurro mare Tirreno, distesa deserta di acque e di sabbie. Su quella spiaggia, nell'anno 41, prese terra l'apostolo Pietro, messo di Cristo alle genti del più potente impero del mondo. 12 secoli dopo sorse su quel luogo la basilica romanica di San Piero a Grado. Di lì sembra snodarsi verso Roma il sentiero luminoso tracciato dall'apostolo Pietro. Nell'urbe San Pietro visse in una stanza adiacente all'attuale basilica di San Sebastiano, un modesto ipogeo che divenne nel giro di brevissimo tempo il pulpito di radiazione della dottrina di Cristo. Pietro andava e predicava, e i primi cui rivolse la sua parola furono gli umili, i senza speranza, coloro ai quali inconsciamente pesava l'arido materialismo della potenza romana. Armi, onori, trionfi, lieto risuonare di cembali nei serali banchetti, perdersi nei meandri di assurde religioni straniere, questa era la sterile vita romana del tempo destinata a corrompersi e sparire. La parola di Pietro era per coloro che avevano sete di eternità. Era l'anno 64. Sedeva sul trono imperiale Claudio Nerone. Due fatti ci rammentano la sua trista figura. L'incendio che salendo dal Velabro distrusse l'intero Palatino e la persecuzione contro i cristiani che l'imperatore scatenò forse avvertendo il pericolo che essi rappresentavano per la tarata società romana. Braccato dagli sbirri imperiali, San Pietro era fuggito di città e si trovava sull'Appia, là dove oggi sorge la cappelletta di Santa Maria in Palmis. Qui gli apparve il Signore. «Quo vadis, Domine?» chiese a lui Pietro. «A Roma, a farmi crocifiggere per la seconda volta». Pietro capì che il suo momento era giunto. Umilmente tornò in città. Nella grigia pietra restarono le orme del Redentore. La tempesta si addensava sul giovane cristianesimo. Non sarebbe stata la sola e ne avrebbe provato duramente la fibra. L'apostolo catturato giacque in catene come un delinquente comune. La cristianità ha conservato i ceppi che avvinsero il santo nell'antichissima chiesa di San Pietro in Vincoli, costruita nel V secolo dall'imperatrice Eudossia per custodire le preziose reliquie.
La 1500esca cappella di San Pietro in Carcere, eretta sui resti dell'infame carcere mamertino, ospitò il santo nell'imminenza della sua morte. Ne fu molto probabilmente l'ultima sede terrena. Molti sono i luoghi dove tradizioni diverse vogliono crocifisso San Pietro. Il più universalmente accettato è tuttavia la chiesa di San Pietro in Montorio, costruita nel IX secolo. Qui, nell'interno del tempietto bramantesco che sorge nel cortile retrostante e che fu la prima opera romana dell'artista, si mostra ancora un foro circolare dove sarebbe stata piantata la croce di Pietro. Nella cappella superiore un bassorilievo rievoca la crocifissione. Pietro non volle imitare Gesù nel sacrificio supremo, chiese di venire crocifisso capovolto. Così l'apostolo si spense. Parve che la giovane chiesa cristiana dovesse miseramente rovinare. Invece Roma pagana crollò. Uno per uno caddero i suoi templi, le sue colonne, i suoi capitelli di candido marmo lunense. Vuoti si aprirono dove erano sorti gli alteri palazzi. Erba crebbe fra le sconnesse lastre delle vie. Il silenzio terrificante della morte sarebbe calato sulla città se un coro non avesse aleggiato sulle rovine. Erano le voci dei cristiani sopravvissuti alle stragi e cantavano perché avevano visto la luce. Erano, e lo sapevano, sul sentiero giusto. «313, editto di Costantino. Salì il coro e fu di gioia. Alleluia, dicevano, e lodavano il Dio. Sul luogo dove era stato sepolto San Pietro, Costantino eresse una basilica a 5 navate, il germe di quella che sarebbe stata la monumentale basilica di San Pietro in Vaticano. Qui, dalla lontana spiaggia toscana, si era concluso il viaggio terreno del santo. Ma di qui il sentiero tracciato da lui lascia la terra e punta verso il cielo. Su quel sentiero, verso Cristo, cammina l'umanità.